Oltre 171.000 dosi di vaccino per il territorio dell'USL 6 Euganea, scatta la profilassi anti-Covid-19 e anti-influenzale. È possibile prenotare dai propri medici di famiglia o pediatri di libera scelta o attraverso il portale dell'USL 6 anche nelle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale. In questi giorni le dosi di vaccino verranno inoltre distribuite nelle RSA per ospiti e operatori. Il vaccino contro l'influenza può essere somministrato singolarmente o combinato con quello anti-Covid. L'influenza e il Covid rimangono malattie gravi. L'influenza provoca circa 8.000 decessi l'anno e nella provincia di Padova alcune centinaia di ricoveri ospedalieri. Il Covid-19, che dall'inizio della pandemia nella provincia di Padova ha mietuto 2.928 vittime, ha visto diminuire la sua gravità, però ancora quest'anno, nel 2024, ci sono stati 51 decessi e soltanto nell'ultima settimana ci sono state quasi 500 positività. Nel 2023 la copertura vaccinale contro l'influenza nella Padovano è stata del 52,6%, mentre è stata molto bassa quella del Covid, che si è fermata al 17,7% per la categoria over 80. La vaccinazione anti-influenzale è consigliata per le categorie fragili, gli anziani, i bambini, le donne in gravidanza e chi ha patologie croniche. Oltre alla vaccinazione, il presidio più importante sono le buone pratiche. Aggiungiamo 3M quest'anno. Gli esperti raccomandano la igiene delle mani, che è sempre un buon metodo, insomma, per impedire, come dire, l'infezione, la mascherina nei luoghi più affollati, quando in particolare se magari si ha qualche sintomo, e poi quella che si chiama la medicazione responsabile. Medicazione responsabile vuol dire non abuso dell'antibiotico, l'antivirale quando indicato dal medico curante e va bene, diciamo, l'antipiretico, questo può essere dato.